C'è poco da ridere, questa è una cosa seria. Voi altri solo dopo mi dovete dire se sono un disgraziato, proprio sfortunato oppure no. Io sono nel settore dell'edilizia, io a mattina mi passa a prendere un mio principale che ha la macchina, che ci dà un passaggio a tutti che ci porto un principale, lo chiamo principale, e si chiamava padre, che è un cristiano che aveva ancora tanto. Preciso, il gesto è giusto, eh? Mi passa a pigliare la mattina, io ho una 124 Fiat, targata KT 41140. Vi ricordate i 124 di macchine, carri armati, di macchine squadrate? C'aveva magari un colore, c'era un colore tipico da 124 che è giallo, che poi non è giallo, è giallino, giallo biocchettato, per capire. A 124 se non c'era un sterzo non capivo qual era davanti e qual era da rete, perché è precisa davanti a rete. Da macchina erano 12, con mia 13. Quando arrivai l'ultimo, allora pigliare a Fiedo, io passare un docofono. Dice, perché a Fiedo? No, per male. Dice, scusa, siccome a Fiedo è alto 1 metro e basta. Cioè, non è che è alto 1 metro e basta. Come ti metti è 1 metro, su metro cuccato è 1 metro, su metro da testa su te è 1 metro cubo. Ecco, si dice 1 metro cubo. Grazie. Perciò a Fiedo un docofono c'è trase preciso. Allora metto il docofono, io traso, siamo 12, io 13, il principale scene, chiudo un sportello con una pedata, sotto vuoto! Potessimo ir a Stoccarda, andate e ritorno, tornasse mintate. Chiudo il principale, ripeto, che la vista chiamare padre, ogni mattina ho caffè. Ogni mattina, ormai chiedo del bar, sa, perché se arriva dopo e fa giovanotto, un caffè pipiciotte. Ogni mattina, chi ormai ne conosce, come te, giovanotto, un caffè pipiciotte. Un caffè uno, ne fa fare uno. Scusa un momento, non è perché è un pidocchioso, perché qualcuno dice che sei un pidocchioso. No, siccome lui sa tutti i contraeffetti del caffè, che fa male al sistema nervoso, che fa venire lucciola, e allora io per delicatezza, dice Caruso, io vi faccio sentire il sapore del caffè e non vi do le controindicazioni. Vedi che pensiero nobile, gentile. E allora Pedero, l'altra mattina non mi fece uno scherzo mia, come trascindo al bar, parlando con rispetto, dovevo fare 2 gocce d'acqua. E allora ci disse ai miei colleghi, dico, Caruso, non lasciate mia per ultimo caffè. Non se lo sono fatti dire manco 2 volte. Tutta parte dice, vai tranquillo, Letterio, tu lasciamo un caffè. Mentre ero a bagno, andando a caffè, chiedo che me la sarà mia, non ci mi sono 2 cose. Che credetemi, di questo coso ne bastano 3 gocce. 3 gocce, che con 3 gocce solo in cristiano. Ce ne sono mezza bottiglia. 2 cose che pare acqua, uno che vede pare acqua e una bottiglia tanto di plastica, come si chiama? Che c'è un nome particolare. Come si chiama? Pare acqua precisa, una bottiglia di plastica. Bravo, Guttalac! Scusi, lei era andò a bar da mattina? Ce ne sono mezza bottiglia. Io come uscì dal gabinetto, a trovare mezza tazza di caffè. Ma chi mi sa per bello? Ringraziai a tutti che hanno da macchina. Come arrivavamo dal cantiere, come ho già detto sul mio capo Carriola, subito cominciai a controllare tutte cose, quando tutto era a posto, il principale ne convocavo, mi diceva, Caruso stamattina c'è premura, sa fare questo lavoro, quindi aiutamelo, non perdiamo tempo. Io do cristiano là, ho stampato un docore, come ne dissi, via, partì, menina l'impastatrice per cominciare a impastare, accendi l'impastatrice furiava, pigliai acqua, pigliai terra, pigliai... Come macalai a seconda volta di pigliare l'acqua. 1 minuto di raccoglimento, per favore. Mi scartiava un dolore che mi partiva di cadicide, mi scendeva tutto lungo i fianchi. Come arrivava a casa faceva un incrocio nello stomaco, una specie di ruppo e un purtuso con un dolore che non vi dico. E la cosa pazzesca, sapete qual era? Che dovevo di corsa fare un cac. Ma come dico di dolore, pensai, dico, io 40 anni ho fatto un cac al giorno, la mattina come stesso. Oggi perché 2 cac? Io chi sto pensando? E con questo pensiero ci dico al principale, dico, scusi, permetti 1 minuto che vai a gabinetto? Chiedo, giustamente se sediamo, dice, ma se ti ho detto che c'è premura, avanti, dice, aiutati. Io ci disse, manco 2 minuti, aiutati. Come mi disse aiutati, ha calato come era partì, che passa in zaitone travestito di Mennea sopra una Ferrari. Arrivai in tuo gabinetto, corrisi che la porta figa, tutum, si capiva se chiudevo, stesse manco 3 minuti. A Caruso comunisti mi senteva un altro cristiano. A comunisti mi senteva bedo, auto, biondo con l'occhio celeste.
Vedi, con Minia, l'impastatrice, a cominciare a lavorare di lena con una velocità impressionante. Pigliai acqua, pigliai terra, pigliai cemento, come Macalai per pigliare un cementasso una volta. Lo stesso dolore di prima, moltiplicato per 2, chiuda la parentesi tutto al quadrato. Questa volta mi partiva di Carcagne però, ma chiamava da qua, arrivavo solo al posto, faceva l'incrocio e un portoso ca da morire. E la cosa pazzesca era che dovevo fare un'altra cacca, come dico io, 40 anni un cacca al giorno, oggi picchi 3 cacche. Io chi so pensare, a calato com'era, ma affrontai bacare a dirci al principale se ci poteva dire, a calato com'era, partì venendo a bagno, non stesse manco 2 minuti. Nisci, tornai all'impastatrice, manco stesso 2 minuti all'impastatrice, l'altra volta non coso, partì un'altra volta per bagno, arrivai in bagno, tornai all'impastatrice, dall'impastatrice tornai in bagno, mattaretta, a una velocità impressionante. Ci fu un momento che arrivai in bagno, trovai occupato. Di mio stesso che ancora va a nascere, tanto era veloce.